encontramos en medio de las maravillosas colinas del Prosecco, declaradas en el 2019 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Como siempre, con el architetto Edoardo Venturini. Allora, oggi ci troviamo nella frazione di Colle San Martino del comune di Fara di Soligo, in provincia di Treviso, in una cantina appunto meravigliosa della proprietà Canel Adamo. En nuestro trabajo de esta semana. Allora Alessandro, ci puoi raccontare un po' la storia della famiglia e della cantina Canel Adamo? Sì, allora la mia famiglia arriva in questo complesso del Settecento, più o meno a inizio Novecento. Da allora siamo sempre rimasti un'azienda familiare. Io sono la quarta generazione di vignaioli e lavoriamo circa una decina di ettari, di cui 3 a conduzione biologica. Allora, queste sono le tipologie di vini che produciamo. Tutto Prosecco, fuorché un vino rosso, un Cabernet DOC Venezia, con uve provenienti appunto da quella provincia. Come dicevo, questi sono i prosecchi che produciamo, quindi il prosecco in tutte le sue sfumature. Io sono Vincenzo Canelli, papà di Alessandro, che è il mio collaboratore assiduo, del quale l'azienda non potrebbe più camminare con le sue gambe. L'albero genealogico della nostra famiglia, sarei il terzo personaggio che porta questo nome Vincenzo. Mio papà si chiamava Adamo, mio nonno paterno Vincenzo, e poi andando indietro negli anni abbiamo trovato una documentazione che riporta l'evoluzione del nostro clan, della nostra stirpe, diciamo così. Allora, questo Vincenzo Canel, che ha vissuto tra il 1450 e il 1500, corrono voci che fosse amico di un certo Cristoforo detto Colombo. E qui casca l'asino, nel senso che anche allora c'era gente birichina, mariuola dicono a Napoli, e sembrerebbe che Cristoforo avesse fatto uno sgarbo al mio trisavolo, il quale gli risponde: non fatti più vedere, vai in Cina. Lui prese le caravelle e andò e scoprì l'America. Y así, cada etapa de producción se renueva año tras año con un cuidado minucioso, con el único fin de obtener los mejores de cuanto pueden dar las preciadas uvas de los cerros de las que se obtienen los vinos espumosos Adamo Canel. Y llegamos, lamentablemente, como siempre, al final. Pasamos un momento de maravilla en este espectacular lugar. Le damos las gracias a Alessandro della bodega Adamo Canel. Grazie a voi di questa simpatica visita, è stato un piacere accogliervi. Gracias también siempre a nuestro arquitecto que nos soporta siempre, está siempre a nuestro lado, el arquitecto Edoardo Venturini. Ringrazio voi, ringrazio soprattutto la cantina, perché dopo 20 anni ho rivisto il vecchio anziano, ma non si può dire anziano, titolare insieme al figlio, ed è stata un'accoglienza stupenda e ne sono molto fiero e felice di averli rivisti e aver visto anche, diciamo, una parte del mio lavoro tanti anni fa. Grazie. Bueno, y nosotros, como siempre, nos vemos la próxima semana como de costumbre. Adelante, estudio.